Un caro saluto al pubblico di Telefriuli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. C'è l'ambiente al centro della puntata di oggi, una tematica che ci sta particolarmente a cuore. Allora, nei giorni scorsi, dando un'occhiata al calendario, accorgendoci che il 22 aprile si celebrerà la Giornata della Terra, abbiamo colto al volo l'opportunità di approfondire questa tematica per noi davvero così importante. Cura del creato, sostenibilità e tutela ambientale sono espressioni che proprio poco prima della pandemia erano finalmente finite sotto i riflettori dell'opinione pubblica grazie alla mobilitazione globale dei giovani per il clima. E l'esplodere della pandemia non ha fatto altro che confermare, mai ce ne fosse stato bisogno, il pessimo stato di salute della terra, come appunto denunciano i ragazzi e le tante realtà ecologiste che anche sul nostro territorio da sempre sono impegnate alacremente nella difesa dell'ambiente. Eppure proprio la pandemia, impegnati come siamo ad occuparci ragionevolmente della sua dimensione sanitaria, ha messo un po' in ombra la questione ambientale. Invece è proprio questo il momento di trattare veramente in maniera radicale, Papa Francesco direbbe integrale, questo tema. Ma naturalmente insieme a me c'è Don Daniele Antonello, vediamo dove si è cacciato, anche perché ci deve... Anna, buona domenica a tutti, guardate un po', ti ho portato in un luogo dove si suonano le campane, che bello! Un luogo davvero speciale, guarda Sì. Che ti aspetto qua per raccontare... Sì, arrivo. Allora, per trattare questo tema siamo saliti in Carnia, in un territorio peraltro che molto spesso ha subito scelte non propriamente lungimiranti rispetto alle tematiche ambientali. E proprio negli ultimi mesi è tornato alla ribalta il tema dell'elettrodotto che ha ricevuto il nulla osta della regione, nonostante la contrarietà delle comunità locali. Però dimmi dove siamo arrivati. Abbiamo sentito suonare le campane, ma abbiamo bisogno di delucidazioni. Secondo me qualcuno l'avrà certamente capito. Certo. Ci troviamo in Carnia, vicino ad una pieve importantissima per la nostra diocesi, ma con noi abbiamo il parroco di Zuglio, Don Giordano Cracina, e anche di Imponze. Allora, ecco, un caro saluto anche a te, buona domenica. Grazie e un caro saluto a voi e a tutti i telespettatori. Ci troviamo in questo luogo che si chiama la Polse di Cougnes, come diceva Don Antonello, siamo vicino alla Pieve Cattedrale, Chiesa Madre della Carnia. È un'oasi un po' di pace e anche di bellezza, forse non oggi che il nevischio un po' non crea un ambiente ideale. Comunque, ecco, questo centro è un centro polivalente di accoglienza, cultura e spiritualità, ma in particolare per la tematica che ci riguarda mi pare significativo richiamare che qui c'è un orto botanico con 3.000 piante, quindi una campionatura di tutta la flora della Carnia, e qui i volontari si alternano per rendere questo luogo particolarmente accogliente, affascinante, ma soprattutto educativo, perché l'obiettivo nostro è proprio quello di far sì che i pellegrini o i visitatori possano conoscere l'ambiente, apprezzarlo ed educarsi a quel senso di corresponsabilità, di condivisione, di amore alla terra, di amore al creato, per cui questo è un centro ecumenico che vuol dire appunto una terra abitata dagli uomini e dalle bellezze che il buon Dio ci ha dato. E a proposito di natura, di ambiente, di creato, ecco, vogliamo approfondire da subito con la scheda del nostro Giovanni Lesa. La Giornata Mondiale della Terra si celebrerà quest'anno il 22 aprile. Istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite, la Giornata della Terra vuole sensibilizzare tutta la popolazione mondiale sul tema della salvaguardia ambientale, culla del creato. Se guardiamo al clima, il nostro pianeta sta diventando sempre più rovente. Le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle combustioni industriali e dai trasporti stanno causando una variazione della composizione chimica dell'atmosfera, con conseguente riscaldamento globale. Un aumento di soli 2 gradi centigradi, per esempio, causerebbe lo scioglimento di enormi quantità di ghiaccio e il conseguente innalzamento del livello degli oceani. Intere aree del pianeta finirebbero sommerse e le popolazioni sarebbero costrette a migrare, senza contare l'impatto sulla composizione chimica dei mari e dell'atmosfera stessa. Gli accordi di Parigi del 2015, sottoscritti da 184 stati del mondo,
impegnano chi li ratifica ad attuare politiche di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Papa Francesco, tuttavia, non si limita a porre la questione ecologica, ma parla di ecologia integrale. La tutela ambientale, secondo il Papa, va di pari passo con lo sviluppo umano. Aiutare la Terra significa aiutare chi abita il nostro pianeta, partendo da chi vive nelle condizioni più povere e degradate. Terra e vita, in particolare vita umana, vanno quindi di pari passo. Come si sta muovendo il nostro territorio friulano? Quali sensibilità sta portando avanti la Chiesa? Un tema dunque davvero molto interessante, soprattutto perché coinvolge davvero tanti ragazzi nel mondo, ma anche nel nostro territorio. E a questo proposito abbiamo Leonardo Torossi, in realtà noi ci conosciamo anche per motivi di paese, ma insomma lo diremo tra poco. Ecco, caro Leonardo, tu hai pensato a questa iniziativa per un Friuli Venezia Giulia più pulito. Ci racconti un pochino di che esperienza si tratta? Allora, l'iniziativa ecologica per un Friuli Venezia Giulia più pulito è un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione e l'amministrazione di ogni comune del Friuli Venezia Giulia. Per far questo abbiamo creato in ogni paese un gruppo locale che ha proprio lo scopo di sensibilizzare la popolazione e l'amministrazione, qualora non fosse già sensibile alle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità, organizzando giornate ecologiche, giornate di pulizie, incontri nelle scuole e molto altro. L'iniziativa regionale è nata il 26 febbraio 2021, ma eravamo già attivi come iniziativa comunale nel comune di Pagnacco già dal 26 agosto 2020. Chi volesse avere maggiori informazioni o chi volesse partecipare a questa iniziativa può entrare nel gruppo Facebook per un Friuli Venezia Giulia più pulito. Ecco, molto attivo tra l'altro anche sui social il nostro Leonardo, e non solo, anche le persone che davvero entrano a far parte un pochino di questo che non possiamo chiamare assolutamente un movimento, un'associazione. Eppure sembra che certe attività green siano ad appannaggio proprio di associazioni che operano per l'ambiente. Ma ti faccio questa domanda, che cosa può fare una persona comune per il proprio territorio? Quindi di riflesso anche un pochino per le persone che lo abitano. Beh, nulla toglie alla singola persona di poter andare a pulire singolarmente senza l'aiuto della nostra iniziativa o di altre iniziative. La singola persona può comunque segnalare al comune o alle aziende che proprio puliscono il territorio discariche o di servizi. L'iniziativa proprio cerca di riunire tutti questi volontari che magari singolarmente non pulirebbero, ecco, da soli, per paura proprio dei pregiudizi delle persone della nostra comunità, ecco. E pensando non soltanto all'ambiente in sé, ma anche alle persone che ci vivono, che futuro ecologico sogni per il nostro Friuli, per la nostra regione? Beh, per sognare ci dovrebbe essere, diciamo, una conoscenza del territorio di ogni persona, ecco, che vive proprio in questa splendida regione. Quindi quello che sogno per il Friuli Venezia Giulia è che le persone che proprio abitano in questa regione possano conoscere la natura circostante e possano avere la giusta sensibilità per mantenere pulito l'ambiente. Un ragazzo di 16 anni che comincia appunto a parlare in questo modo, credo sia proprio bello da ascoltare, oltre che da vedere, perché insomma voglio dire, vabbè, ragazzi, ecco, è bello poter sapere che ci sono tante persone, soprattutto giovani, che si mettono a disposizione anche sognando, avendo degli ideali. Ma credo che Anna abbia un'altra ospite interessante, mi sembra di aver capito che si trova proprio nell'orto botanico della Polse di Cognes. Andiamo a vedere.
Certamente Don Daniele, eccoci qua, siamo nell'orto botanico e insieme a me c'è Sara Soravito che è qui a rappresentare, l'abbiamo citato all'inizio, il movimento globale dei giovani Fridays for Future. Sara, benvenuta e davvero grazie di cuore per essere qui con noi oggi. Ciao, grazie a voi. Ecco, dicevamo, movimento Fridays for Future, veramente diffuso in tutto il mondo, è presente naturalmente anche a Udine, a Cividale e a Tolmezzo in Carnia. Da chi è costituito questo gruppo, il vostro territoriale carnico, e quali sono i vostri obiettivi? Sì, noi siamo un gruppo in realtà molto misto di giovani che lavorano, che studiano, e il fondatore comunque del gruppo è Giovanni Cantarutti, un uomo insomma che si è davvero interessato molto all'ambiente qua in Carnia, e come gruppo abbiamo comunque anche un grande sostegno da parte di Chiara Anzolini, che è la consigliera all'ambiente del comune di Tolmezzo e fa anche parte comunque della nuova rete giovanile Cumò. Come obiettivi abbiamo innanzitutto quello di sensibilizzare il più possibile le persone sulla crisi ambientale, che ricordo è anche una crisi strettamente connessa a quella economica, a quella sociale e attualmente a quella sanitaria. Ci teniamo comunque molto a mostrare anche la passione che ci mettiamo in quello che facciamo, sia sensibilizzare, sia quanto impegno ci mettiamo anche nella nostra quotidianità con piccoli gesti a essere insomma più ecosostenibili. E un altro obiettivo che ci poniamo è quello di spingere insomma le forze politiche sia locali che nazionali a fare qualcosa di concreto, azioni concrete per una riconversione ecosostenibile. Ecco, non vi accontentate decisamente delle semplici promesse ed è molto bello peraltro vedere come ci sia un intreccio tra l'attivismo e proprio l'impegno civile, civico. Anche hai citato consiglieri comunali e giovani che sono impegnati appunto anche a livello amministrativo. Ecco, c'è molta sintonia tra il vostro messaggio e la sensibilità di Papa Francesco, e proprio il pontefice nella Laudato Si, parlando di giovani e creato, ha affermato che si tratta di una sfida educativa in cui spesso si riesce a informare ma non a cambiare le abitudini. Ecco Sara, qual è a tuo avviso il ruolo che possono giocare gli adulti e quale invece quello dei più giovani? A mio parere gli adulti sì, hanno un grande compito, ovvero quello innanzitutto di educare insomma, le generazioni future a un nuovo mondo, insomma, un nuovo tipo di economia, di società e di scuola rivolta proprio all'ecosostenibilità. Però non dimentichiamo che comunque i giovani possono essere ad esempio anche loro agli adulti. C'è bisogno di una stretta connessione e collaborazione tra adulti e giovani per poter davvero insomma cambiare le cose, ecco. Idee dunque, come avete visto, molto chiare, e anche questa volta la parola cardine proprio insieme ad esempio tra generazioni. Noi adesso facciamo una piccola pausa pubblicitaria, Lo Sguardo dell'Anima torna tra pochissimo. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo Sguardo dell'Anima, puntata oggi dedicata all'ambiente. In questa puntata siamo alla Polse di Cognes a Zuglio, che è proprio un luogo dove la natura è al centro dell'attività di questa bellissima realtà. Insieme a noi c'è Sara Soravito, rappresentante del gruppo Fridays for Future della Carnia, di Tolmezzo. Sara, ci hai raccontato quali sono i vostri obiettivi, ecco, quali sono invece le proposte a cui state lavorando, le iniziative, e quali sono anche le aspettative che avete nei confronti delle proposte che fate? Sì, stiamo organizzando una mostra, Climarte, una mostra virtuale che è aperta a tutti, artisti e non, che vogliono insomma partecipare, contribuire con le loro opere d'arte, che possono essere quadri, poesie, sculture, insomma fotografie anche. E a giugno apriremo questa mostra appunto virtuale, se è possibile anche farla in presenza. E insomma la scadenza delle opere è a fine maggio, mentre appunto l'apertura della mostra sarà a giugno, e saremo molto felici insomma di cogliere insomma tutte le opere possibili. Anche da voi da casa insomma potete benissimo partecipare inviando l'iscrizione, e troverete comunque tutte le informazioni sia sul nostro profilo Instagram che sul nostro profilo Facebook.
Benissimo, grazie Sara davvero di cuore per essere stata con noi e grazie anche per tutto il lavoro che fate, perché insomma è un lavoro per la collettività. Ora, parlando di ambiente, quest'anno la SPES, la Scuola di Politica ed Etica Sociale dell'Arcidiocesi di Udine, ha incentrato questa 7ª edizione del suo corso di studi proprio avendo un filo rosso che è la Laudato Si di Papa Francesco, e dunque abbiamo un contributo dal direttore, che è un docente dell'Università di Udine di filosofia morale, Luca Grion. Sentiamo che cosa ha da raccontarci. Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, parla di un'ecologia non riferita solo alla sfera ambientale, ma inserita in un contesto più ampio. Cosa significa che l'ecologia è integrale? Ecologia integrale non significa certo integralismo ecologico, significa qualcosa di ben diverso, significa la capacità di maturare uno sguardo complessivo sull'umano e sulle diverse dimensioni che lo costituiscono. Tra queste vi è sicuramente il nostro rapporto con la terra, quel creato che ci è affidato come bene da custodire e non certo come territorio da depredare. Ma vi è poi quella che potremmo chiamare l'ecologia della relazione umana, quel nostro essere parte di una comunità di cui ancora una volta dobbiamo essere custodi. E infine, in radice, vi è quella che potremmo chiamare l'ecologia dell'anima, quel bisogno di custodire la nostra interiorità, perché questa è l'indicazione più preziosa che Papa Francesco ci offre. I mali visibili, i mali che attraversano le nostre città e le nostre campagne, nascono tutti da una malattia dell'anima, quella che gli antichi chiamavano filautia, quell'amore di sé che inaridisce innanzitutto il nostro cuore e di riflesso inaridisce le nostre comunità, che diventano sempre più inospitali, e il nostro ambiente, l'ambiente naturale, sempre più ferito dall'egoismo umano. E allora ecologia integrale è anche invito a ripartire dall'essenziale, da quella cura di sé che sola può diventare medicina per risanare l'ambiente naturale e l'ambiente relazionale. L'edizione 2020-2021 della SPES, la Scuola di Politica ed Etica Sociale dell'Arcidiocesi di Udine che lei dirige, è incentrata proprio sull'ecologia integrale della Laudato Si. Ma che cos'è la SPES? E in che modo riesce a collegare i suoi temi all'ecologia integrale? La SPES è una sorta di palestra nella quale cercare di tenere allenata la nostra intelligenza, la nostra capacità di leggere, di affrontare i problemi, ma anche la nostra muscolatura interiore, la nostra capacità di prenderci cura di noi. È un luogo nel quale maturare una vocazione di impegno, nel quale capire come restituire qualcosa alle comunità di cui si è parte. E per fare questo nulla di meglio davvero che mettersi in ascolto attento con la Laudato Si, proprio perché essa ci mostra le diverse sfide oggi sul tappeto. Non è possibile prendersi cura dell'ambiente naturale se contemporaneamente non ci prendiamo cura anche della società, di come produciamo e distribuiamo la ricchezza, di come ci facciamo prossimi dei più fragili. E anche se tutto questo non rientra in un'ottica di presa a cuore di noi stessi, della nostra vita interiore. Quali sono alcuni modi, alcuni esempi per riconvertire le nostre abitudini quotidiane in un'ottica ecologica, ma ecologica integrale? Molti hanno sorriso quando Papa Francesco nella Laudato Si ha voluto dedicare alcune pagine a esempi concreti di cosa si può quotidianamente fare per rispondere a quella che è un'emergenza così grave, così impellente come la crisi ecologica. Hanno sorriso di un Papa che parla della differenziata, che invita a spegnere la luce quando non è necessario, a chiudere il rubinetto dell'acqua, no? Quando non serve. Quello che non si capisce è il significato di questi gesti, che non valgono di per sé come soluzione, ma che sono significativi nella misura in cui testimoniano l'avvenuto cambiamento nel cuore dell'uomo. L'idea di Papa Francesco è che se davvero abbiamo avviato un cambiamento, se davvero stiamo maturando un nuovo rapporto con noi stessi, con gli altri, con l'ambiente, tutto questo non può non mostrarsi.
e allora sono significativi nella misura in cui testimoniano un avvenuto cambiamento, l'inizio di un cambiamento, come dire che non c'è cambiamento reale nel cuore dell'uomo se non si mostra attraverso gesti concreti. Grazie anche a Luca Grion che ha attraversato un pochino quella che è la tematica inerente anche un aspetto importante che ha a che fare con il nostro cristianesimo. Ma ecco, allora con Don Giordano, che ritroviamo anche in questa domenica, farei proprio questa domanda. Che cosa c'è di specifico nel nostro essere cristiani? Che cosa dice l'ecologia integrale sul nostro essere proprio cristiani? Cosa ci sta sotto e soprattutto qual è la radice? Beh, certamente ci sta sotto il desiderio di una umanità autentica, perché l'ecologia del creato dovrebbe riflettere quella che è l'ecologia dentro di noi, cioè beati puri di cuore perché vedranno Dio. Le beatitudini ci richiamano un po', direi, quella capacità di vita integrale che dobbiamo vivere, che poi dovremmo esprimere con la creatività nel creato. Chiaramente, soprattutto qui a San Pietro, noi vediamo alle nostre spalle questa pieve cattedrale che con le sue bellezze mi fa ricordare alcuni versi del Metastasio, che dice: ovunque il guardo io giro, immenso Dio ti vedo, nelle opere tue t'ammiro, ti riconosco in me. Ecco, direi che la bellezza, come diceva un famoso scrittore tedesco, sarà il futuro e la salvezza dell'umanità, diversamente non sarà possibile. E per questo allora è stato significativo che i ragazzi degli istituti comprensori della Carnia da Tolmezzo hanno elaborato le laudi di San Francesco, che sono state poste nel Troi di San Pieri, che partendo da Zuglio raggiunge la Pieve, proprio perché chi viene a camminare anche possa essere supportato da questi messaggi che direi anche ti fanno trascendere l'immediata bellezza oppure il rapporto che hai col creato, per anche pensare a colui che è l'autore, l'artefice di tutta questa bellezza. Dunque interiorità che in qualche modo si esprime anche esteriormente. Grazie Don Giordano per questa tua testimonianza bella e soprattutto per averci ospitato in questa domenica. Ormai siamo quasi in conclusione, per cui chiamerei la nostra Anna proprio per concludere insieme, anche perché tra poco avremo la celebrazione dell'Eucaristia. Ma hai visto Eccomi, in Don che Danielo. bel posto ti ho portato Sì, quest'oggi? davvero le ultime puntate sono in un contesto uno più bello dell'altro. E Del resto, vedrai la che cosa prossima- succederà, mamma mia. Del resto abitiamo in una regione davvero bellissima ed è un piacere vedere come questi giovani che abbiamo ascoltato davvero dialogano con anche le parole di Don Cracina, davvero in un impegno significativo e sostanziale per quello che è il nostro territorio, ma più in generale per il nostro pianeta, che insomma tanto bene non sta. Non sta tanto bene, però certamente ecco già il fatto di vedere che ci sono tanti giovani che in qualche modo si interrogano e soprattutto vivono anche di nuovi ideali sicuramente fa ben sperare. Certo, anche in una dimensione molto concreta e molto radicata in quella che è la nostra realtà. Bene, dunque non possiamo che chiudere qui la nostra puntata con questa meraviglia alle nostre spalle, augurandovi una buona domenica e passando la linea alla Santa Messa che viene trasmessa dalla Cattedrale di Udine. Buona domenica a tutti! Buona domenica!